E adesso parliamo di TEF. 25 e 26 maggio alla Camera di Commercio si parla di transizione ecologica ed energetica con tantissimi ospiti che vengono dall'Italia e dall'estero. Radio Cittadella è radio ufficiale di questo forum sull'ecosostenibilità e noi oggi abbiamo nostro ospite Alessio De Lussu, Head of Operational Marketing di Edison Next, che è main partner proprio del TEF. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, partiamo dalla vostra partecipazione. Come mai Edison Next ha deciso di investire in questo evento e di essere appunto main partner? La Puglia è un territorio protagonista in Italia della transizione energetica, ad esempio il leader nella produzione di energia da fonti rinnovabili. È anche un territorio chiave per le strategie di Edison e di Edison Next, in particolare come gruppo. In Puglia abbiamo una presenza storica con numerosi impianti eolici e fotovoltaici per oltre 200 megawatt totali installati, una centrale termoelettrica nel comune di Candela e come Edison Next abbiamo avviato quest'anno a febbraio un percorso virtuoso a fianco dei comuni pugliesi, che sono più di 250, con l'obiettivo di supportarli nel loro percorso di decarbonizzazione. Proprio in Puglia stiamo sviluppando e mettendo a terra numerosi progetti di decarbonizzazione rilevanti a livello locale. Per sviluppare poi questi progetti è necessario costruire un dialogo efficace con il territorio, facendo leva su un approccio sistemico, e il TEF, che è un appuntamento nato quest'anno dedicato ai temi della transizione energetica, è un'occasione importante proprio per rafforzare e costruire questo dialogo con tutti i portatori di interesse del territorio. Per questo motivo ci teniamo particolarmente a esserci. Come lavora Edison Next in tema di sostenibilità ambientale? Qualche accenno ce l'ha già fatto sulla Puglia, andiamo un po' più in generale. Il settore dell'energia raramente ha attraversato un periodo così complesso, lo abbiamo sperimentato tutti in questi ultimi anni. Questo contesto ci ha obbligato a pensare in maniera diversa. La transizione energetica, che è sempre stata un indirizzo di politica industriale di lungo termine, adesso è diventata un'esigenza di breve periodo. E per portarla avanti bisogna agire su due fronti: da un lato ridurre i consumi e il contributo emissivo del tessuto industriale, quindi delle aziende ma anche delle pubbliche amministrazioni, dall'altro però garantendone la competitività. A maggio dello scorso anno è nata Edison Next, che ha proprio l'obiettivo di accompagnare i clienti e i territori nei loro percorsi di decarbonizzazione, proponendosi come partner solido e di lungo periodo. Lo facciamo grazie a una piattaforma di servizi, tecnologie e competenze che è unica sul mercato e che è adatta a fornire soluzioni al singolo cliente. Il nostro portafoglio spazia dall'autoproduzione sostenibile, quindi fotovoltaici, cogenerazioni, servizi di efficienza energetica, mobilità sostenibile non solo elettrica ma anche idrogeno, biometano, i progetti di rigenerazione urbana e smart city, l'economia circolare e la consulenza energetica e infine i gas verdi. Appunto li ho nominati adesso, il biometano e l'idrogeno. L'idrogeno in particolare è un vettore energetico chiave per la strategia di decarbonizzazione e il raggiungimento degli obiettivi italiani di neutralità climatica, e un progetto molto importante che stiamo portando avanti riguarda proprio la Puglia e la città di Taranto. Stiamo lavorando infatti alla creazione di una Green Hydrogen Valley insieme a Saipem e Alboran Hydrogen per la produzione di idrogeno verde attraverso due impianti, uno a Brindisi e uno a Taranto, per una capacità totale di 160 megawatt, e l'impianto di Taranto sarà il più grande con 100 megawatt. Per questi impianti saranno alimentati da campi fotovoltaici per 700 megawatt di potenza installata. L'obiettivo, oltre a ovviamente accelerare la diffusione dell'idrogeno verde in Italia, è anche massimizzare le sinergie sul territorio, favorendo lo sviluppo di competenze e la creazione di una filiera locale. Un grande progetto. Di questo e di tanto altro si parlerà al TEF, Taranto Eco Forum, promosso da Eurota ETS e da Ferrara Expo, il 25 e il 26 maggio alla Camera di Commercio con ingresso libero. Intanto grazie ad Alessio De Lussu per essere stato con noi e grazie ad Edison Next. Buona giornata. Grazie a voi, grazie per l'invito.